Truffa delle criptovalute, arrestati a Dubai Emanuele Giullini e Christian Visentin, due dei soci trevigiani della società NFT. La misura non sarebbe legata all'inchiesta italiana sul raggiro da 260 milioni di euro, ma ad attività simili nel paese del Medio Oriente. Indagata per omicidio stradale la mamma del bimbo di 4 anni morto nello schianto di Spresiano quando la donna, per un colpo di sonno dopo una notte in ospedale, ha perso il controllo della vettura. Non ci sarà autopsia sul corpo del piccolo. Sasso lanciato dal cavalcavia colpisce il vetro di un'auto in corsa nel nuovo tratto che collega Montebelluna a Treviso. L'allarme è lanciato su Facebook da un automobilista, fortunatamente nessun ferito. Primo giorno da segretario della Lega nella Marca per il parlamentare del Carroccio che riprende le redini dopo 5 anni, ora priorità alle amministrative, dice, e sulle tensioni interne il dibattito resti dentro il partito. Carenza di personale nel settore del commercio, ma anche lavoratori che chiedono di essere assunti in nero. Il presidente di Ascom Capraro lancia la proposta, buste paga più alte e turni non devono più essere spezzati. A giorni incontrerò questore e prefetto, così il presidente di Mom Colladon dopo l'ultima aggressione a un autista del bus. Vogliamo risolvere, dice, questa situazione. Il bellunese in lutto per la morte improvvisa di Giovanni Viel, direttore del consorzio CIPA di Confindustria, giornalista e speaker degli eventi sportivi più importanti che hanno dato lustro al bellunese. Come funziona il lavoro del giornalista, dove viene realizzato il prodotto, un telegiornale. Oggi in visita nella nostra sede di San Biagio di Callalta sono arrivate le classi quinte della scuola primaria Manzoni di Treviso. Buonasera e ben ritrovati a voi tutti i telespettatori di Antenna 3, il telegiornale di Treviso. Dunque questi titoli, prima però come sempre, come ogni lunedì e come ogni martedì, rilanciamo il sondaggio che vi abbiamo già fatto vedere nei precedenti telegiornali e che è legato, come avete sentito se avete seguito i precedenti telegiornali, è legato al razzismo, o meglio al dibattito che si è riaperto, semmai si era chiuso, sul razzismo in Italia, con le parole della campionessa del volley Paola Egonu a Sanremo. E allora vi chiediamo, come ha detto in un certo modo Paola Egonu, l'Italia è un paese razzista? 0422 162 6691 se per voi è sì, 0422 162 6690 se per voi invece la risposta è no. Come sempre la chiamata è gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato, perché il cervello elettronico sceglie in base alla vostra telefonata le priorità appunto per l'una o per l'altra risposta. E dunque vi chiediamo appunto se davvero c'è un problema razzismo in Italia, come denunciato da Paola Egonu, che ha anche detto: non voglio fare la vittima, ma la situazione che io ho vissuto è stata anche questa, non solo ma anche questa. Dunque, come sempre, l'esito durante Ring questa sera con il nostro Ferdinando Avarino. E adesso allora partiamo con il telegiornale, parliamo della truffa dei bitcoin. Arrestati infatti a Dubai i trevigiani Christian Visentin ed Emanuele Giullini, due dei 3 soci della NFT. Provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria degli Emirati che però non sarebbero legati all'inchiesta italiana che vede oltre 6.000 investitori raggirati. Inchiesta criptovalute, 2 dei 3 soci della New Financial Technology, i trevigiani Christian Visentin ed Emanuele Giullini, sono stati arrestati a Dubai dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi. Indagati a Treviso per truffa aggravata, i 2 sono stati prelevati dalle loro abitazioni lo scorso giovedì, mentre per oggi era fissata l'udienza di convalida di fronte ai giudici di Dubai. Visentin, Giullini e il loro terzo socio, Mauro Rizzato, di cui per ora non si hanno notizie, sono accusati di aver messo in piedi un raggiro da 260 milioni di euro che ha coinvolto 6.000 investitori italiani. Attraverso decine di agenti, una settantina, risparmiatori di ogni fascia sociale sarebbero stati indotti a impegnare capitali più o meno ingenti nella speculazione legata ai bitcoin, guadagnando interessi da capogiro inizialmente, addirittura il 10% mensile, salvo poi veder sparire i loro soldi. L'arresto di Giullini e Visentin da parte delle autorità giudiziarie di Dubai è senz'altro un'ottima notizia per gli investitori truffati dall'NFT. Ai fini del risarcimento dei danni è fondamentale che ogni investitore sporga in tempi rapidissimi atto di denuncia querela. L'arresto avvenuto a Dubai di 2 dei 3 titolari dell'NFT non sarebbe però stato disposto dall'autorità giudiziaria italiana ma da quella degli Emirati e sarebbe legato non all'inchiesta di Casa Nostra ma ad attività intraprese da Visentin e Giullini nel paese del Medio Oriente, analoghe a quanto risulterebbe ad ora a quelle portate avanti in Italia. Rispetto a queste ultime sono già state depositate centinaia di querele.
La finalità della nostra azione giudiziaria collettiva comunque non è soltanto quella di aggredire i patrimoni dell'NFT e dei soci dell'NFT, ma anche e soprattutto quella di aggredire i patrimoni dei singoli agenti e di tutti coloro che hanno materialmente indotto gli investitori ad effettuare versamenti a favore dell'NFT e che quindi li hanno materialmente truffati. Gli agenti dell'NFT dunque sono stati a loro volta denunciati per esercizio abusivo della promozione finanziaria e truffa aggravata e potrebbero essere chiamati a rispondere direttamente degli importi che hanno fatto versare ai loro clienti. Gli avvocati che si occupano di formalizzare le denunce dei truffati intendono avere parte attiva nelle aule di tribunale. Non appena prenderanno avvio i processi penali, ci costituiremo parte civile per conto degli investitori al fine di ottenere il risarcimento dei danni. I legali di Giullini, che stanno appurando in queste ore quali siano le esatte contestazioni dell'autorità degli Emirati, si sono detti convinti di poter fare chiarezza qui in Italia e in caso anche a Dubai. Nel caso di un eventuale incidente o inciampo, concludono, di cui stiamo aspettando il contorno, andremo a prendere le nostre contromisure. I drammi sulle strade, è in corso un intervento in questo momento a Nervesa della Battaglia in via 24 maggio con il SUEM che sta intervenendo proprio in questi istanti per un ciclista che è stato investito da un'automobile, sarebbe in gravi condizioni. Non sappiamo altro in questo momento perché ripetiamo, l'intervento è in corso, cercheremo di darvi maggiori notizie nel corso del nostro telegiornale con aggiornamenti. Dunque un ciclista o una ciclista investito o investita da un'auto in via 24 maggio a Nervesa della Battaglia in gravi condizioni. E poi la tragedia di Spresiano e la mamma di Edward, il piccolo morto a soli 4 anni nello schianto dell'auto contro il platano. Dicevamo la mamma, ora indagata per omicidio stradale. Fiori bianchi davanti all'entrata del bar gestito da papà Moreno e da mamma Nicole. Fiori bianchi sul platano dove l'auto della 34enne è andata a schiantarsi sabato pomeriggio. L'omaggio carico di dolore di amici e comunità per la famiglia distrutta dal dolore. Mentre l'inchiesta nel frattempo va avanti. Per la morte di Edward Bressaglia, di appena 4 anni e mezzo, mamma Nicole è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il dramma che si somma al dramma, un atto dovuto, spiegano gli investigatori, per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dalle indagini si dovrà appurare se il piccolo viaggiava regolarmente agganciato con le cinture al seggiolino fissato al sedile. Per gli inquirenti che indagano sul caso, l'auto è sbandata a causa di un colpo di sonno. La giovane madre aveva infatti trascorso tutta la notte al pronto soccorso del Cafoncello. Aveva accompagnato Edward al nosocomio perché faceva fatica a respirare a causa di una bronchite. La tragedia ha colpito gli amici, i clienti e gli esercenti che lavorano nella stessa via del Caffè delle Rose. Sulla porta d'entrata alcuni di loro, in rispettoso silenzio, hanno deposto dei fiori bianchi, come quelli nel luogo dell'incidente. Stupore e incredulità fra i residenti a Spresiano, dove la coppia è molto conosciuta e stimata. In queste ore terribili, Moreno Bressaglia è sempre rimasto a Cafoncello accanto alla compagna ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza per assisterla e consolarla. La procura ha stabilito inoltre di non procedere all'autopsia sul corpo del bambino, in attesa dell'addio al piccolo Edward. E poi l'allarme lanciato da un automobilista di Trevignano che su Facebook ha appunto postato alcune foto, le vediamo in questo momento, relative a quanto accaduto ieri alle 14 sul nuovo tratto che da Montebelluna, scrive lo stesso automobilista, porta a Treviso, con 3 ragazzini che avrebbero tirato un sasso dal cavalcavia colpendo l'auto dell'automobilista sul parabrezza. Per fortuna, scrive l'automobilista, in un punto più resistente, anche perché ha preso anche il tergicristallo. Se avesse colpito al centro avrebbe sfondato il parabrezza e colpito, dice l'uomo, mia moglie sul lato passeggero. Dice l'uomo, è stata fatta denuncia alla polizia con descrizione dei ragazzi che erano a bordo di 3 motorini di piccola cilindrata, uno dei quali di colore verde chiaro, e lancia questo appello. Chi è della zona diffonda questa notizia perché io possa dire di essere stato fortunato, ma se dovessero ripetere la bravata ci potrebbe scappare il morto. Questo è l'allarme
lanciato da questo automobilista con questo lancio di sasso avvenuto, racconta l'automobilista, ieri intorno alle 14 sul nuovo tratto che da Montebelluna porta a Treviso. Purtroppo di casi come questi ne abbiamo raccontati tanti nel corso degli anni e ci sarebbero anche in questo caso dei giovanissimi all'origine, potrebbero esserci dei giovanissimi all'origine del rogo divampato ieri sul Monfenera, che ha tenuto impegnati i volontari della protezione civile a lungo. Insomma, c'è una segnalazione che porterebbe in questa direzione. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di aver visto alcuni ragazzini nella zona dove poco dopo è scoppiato l'incendio, un fronte di fuoco di circa 100 metri che si è sviluppato a San Bastian sopra Pederoba, lungo la strada del Monfenera. Il contenuto di alcune segnalazioni è stato quello di aver visto degli adolescenti che tiravano dei petardi appunto nel bosco. Non è detto che sia quella la causa, però certamente i segnali sono verso quella direzione. Insomma, un rogo che avrebbe origine dolosa. Fra l'altro le fiamme hanno avuto buon gioco ad espandersi, visto il lungo periodo di siccità con il terreno arido e la vegetazione del sottobosco particolarmente secca. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e di volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo dell'AVAB di Pederoba, Valdobbiadene e Segusino. Se fosse accertato che il rogo è scoppiato per una bravata di alcuni adolescenti sarebbe davvero preoccupante, spiega Fabio Maggio, assessore all'ambiente. È molto preoccupante, sicuramente è sintomo del fatto che è necessario vigilare sull'educazione ambientale in ogni caso, soprattutto in periodi di siccità gravi come questo, in cui anche un gesto che sembra semplice e innocuo può davvero generare situazioni molto gravi. L'incendio intanto è stato arginato e le operazioni sono terminate nella mattinata. Durante tutta la notte ci siamo alternati con tra Ava Valdobbiadene, Ava Segusino e Ava Pederoba per un controllo della zona e questa mattina attorno alle 7 le operazioni sono state dichiarate concluse. Le indagini ora da parte delle forze dell'ordine per accertare e identificare i responsabili del rogo che rischiava di avere conseguenze ancor più gravi. Da Pederoba a Breganzeola, anche in questo caso giovanissimi, secondo le testimonianze di chi ha ricevuto contro la propria casa un lancio di uova, ma non solo. Allora io ho trovato, oltre alle uova buttate sul balcone, quindi uovo dappertutto, anche nel condizionatore fuori c'è il motore e la macchina rigata. Non è la prima volta che nel tranquillo quartiere di Preganziolo in via Giorgione accadono fatti di questo tipo, dove nella notte tra sabato e domenica qualcuno si è divertito a bombardare alcune abitazioni con uova e in città torna l'allarme baby vandali. Se c'è qualche genitore lì vicino, cioè che c'è qualche genitore sul gruppo Facebook di Preganziolo che appunto tenesse al guinzaglio i propri figli. Nel mirino sono finite una palazzina di via Giorgione e una casa nei paraggi. I residenti hanno scoperto soltanto al loro risveglio la disgustosa sorpresa, quando ormai tuorli e albumi avevano macchiato irreversibilmente i muri e gli infissi. Il sospetto è che a compiere il raid vandalico sia stato un gruppo di giovanissimi. Ritengo che sia solo una cattiva gestione del contesto familiare per il quale i figli sono lo specchio dei genitori. Sono ragazzi annoiati e che non abbiano altro da fare, ritengo questo, per cui credo che il problema sia alla fonte, non sia l'atto in sé, la bravata, ma sia qualcosa di più profondo, di più che riguarda proprio la società. Oltre all'amarezza rimane il danno alla facciata delle villette rifatte da poco, scuri in legno rovinati e il condizionatore da sostituire. Siamo andati alla polizia locale, la quale è rimasta un po' interdetta perché voleva convogliarci presso una stazione o dei carabinieri o della polizia. Tra l'altro la mia vicina, posso dirlo, il marito che è nelle forze dell'ordine, e ci ha detto che sarebbe di competenza della polizia di quartiere. Gli abitanti del quartiere hanno intenzione comunque di presentare denuncia. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco e parliamo della politica. Ieri abbiamo raccontato in diretta con il nostro Lucio Zanato in collegamento
dall'Hotel Maggior Consiglio l'elezione di Dmitry Coin come nuovo segretario provinciale della Lega al termine di un lungo commissariamento. È un ritorno per Coin, oggi il primo vero giorno per il segretario. Parola d'ordine le amministrative come priorità, dialogo e unità, ma certo le tensioni all'interno restano. Ho già fatto un passaggio presso la sede della Lega, quindi al K3, abbiamo già pianificato alcuni lavori e quindi di fatto partiamo subito. La lunga corsa verso la segreteria, la vittoria, il pianto liberatorio, tutto sembra già alle spalle. Il giorno dopo l'elezione a segretario provinciale della Lega e Dmitry Coin riprende le redini del partito esattamente da dove le aveva lasciate 5 anni fa, anche se forte dell'esperienza da parlamentare con maggiore consapevolezza. Partiremo con incontri molto velocemente con i segretari delle sezioni e anche con i sindaci, anche perché ci sono delle amministrative che incombono e queste saranno la nostra priorità. Quindi al capoluogo c'è semplicemente da sedersi con Mario Conte e cercare di capire che tipo di lavoro voglia portare avanti e come pensa di poter organizzare questa campagna elettorale. Di fatto i lavori sono già iniziati, per cui la segreteria provinciale dovrà affiancarsi ed essere collaborativa su tutto l'operato che comunque questa amministrazione ha già fatto, ha già portato avanti e ha già impostato per la campagna elettorale. L'affermazione di Coin, per molti versi in attesa, è stata salutata fin da subito dai complimenti del leader della Lega Matteo Salvini, sebbene fosse Riccardo Barbisani il candidato più allineato alla segreteria federale. Ci siamo risentiti questa mattina in modo da confrontarsi poi personalmente nei prossimi giorni. Al nuovo segretario si chiede di ricompattare un movimento che nella Marca è quanto mai frammentato, anche se Coin più che di correnti parla di incomprensioni. In Lega correnti di pensiero penso non ci siano mai state, non ci siano. Ci sono degli appunti che vengono fatti rispetto soprattutto magari a dinamiche di carattere nazionale. Queste piccole tensioni che vengono percepite anche da fuori si creano perché non ci si confronta, quindi la cosa importante da fare è sederci attorno a un tavolo e discutere su quelle che sono le necessità dei cittadini. Ma le spaccature ci sono e la resa dei conti sta già iniziando, anche se per il nuovo segretario i panni sporchi vanno lavati in casa. La linea è quella del partito, di evidenziare che se ci sono dei malumori questi vengono comunque discussi all'interno delle nostre sedi e che ogni esternazione fatta fuori di fatto allontana i cittadini dalla politica. Tra ieri e oggi numerose le reazioni al ritorno di Dmitry Coin alla guida della Lega trevigiana, a partire dal sindaco Mario Conte, che incontrerà Coin proprio nelle prossime ore per iniziare a pianificare la campagna elettorale. Già domani ho un appuntamento proprio col segretario Coin per pianificare la strategia, le alleanze e gli obiettivi. E l'appello che faccio a tutti i militanti è quello di lasciar perdere tutti i sentimenti che magari in questo momento stanno condizionando il personale e cominciare a lavorare in squadra. Mario Conte si trova per la seconda volta a organizzare la sua campagna elettorale da sindaco con Dmitry Coin come segretario provinciale della Lega. Ma questi 5 anni hanno scavato politicamente un solco tra i due, su cui però Conte passa sopra e anzi ricorda. Ricordo che lui era stato proprio uno dei più convinti a volere la mia candidatura, quindi sono riconoscente nei suoi confronti e sono pronto a mettermi a disposizione per lavorare per il bene del partito da un punto di vista politico, ma soprattutto per il bene della mia città e dei miei cittadini da un punto di vista amministrativo. Conte sa di avere le mani sostanzialmente libere in questa seconda tornata, ma per la Lega trevigiana questo ritorno al passato, questo ritorno a Coin vincitore per una manciata di voti su Riccardo Barbisan, apre necessariamente una stagione di equilibri nuovi, come la soddisfazione a caldo di Giampaolo Gobbo al momento della proclamazione ha lasciato intuire. Credo sia la continuità che avevamo lasciato nel 2018 come quando siamo stati commissariati. Quindi grazie a tutti i 3 candidati, anzi ai 4 candidati, e quindi si ricomincia da qui. C'era una parte della Lega che era stata vista come la parte rivoltosa, la parte diciamo che aveva indicato la volontà di rivedere completamente i vertici regionali e di trasformare questo partito nel partito del Comitato del Nord, che comunque a questa sfida congressuale è arrivata terza. Le polemiche si sono infrante proprio con quello che chi aveva polemizzato per 2 anni sulla questione congressi
in realtà proprio grazie al congresso questo si è dimostrato apertamente. Ma che il partito abbia varie anime è innegabile e andranno ricomposte nei territori così come all'interno del direttivo provinciale in cui Coin non avrà una netta maggioranza. Al neosegretario si rivolge un altro leghista storico, il consigliere regionale Marzio Favero. Tornare a confrontarsi con i militanti e aprire una fase di discussione, perché non è possibile che un movimento sia retto da un pensiero unico. Salvini ha avuto molti meriti, però a un certo momento la mancanza di un contraddittorio interno ha fatto sì che abbia commesso errori che ci hanno riportato all'8%. Dobbiamo riflettere su questo, perché se vogliamo portare a casa risultati non possiamo accontentarci di un numero che è inferiore a quello di Fratelli d'Italia o delle altre forze politiche, con tutto il rispetto. Restiamo a Treviso, allerta arancio da domani in città, la qualità dell'aria infatti torna ad essere a rischio, da domani scattano dunque le misure antismog previste quando il livello delle polveri PM10 registra una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metro cubo per 4 giorni consecutivi. Con il livello arancio vi ricordo che non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, i veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, le autovetture a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, i veicoli commerciali a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, oltre ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1. Ovviamente ci sono le deroghe e le potete leggere nel sito del Comune. E poi tutto questo cadrebbe nel momento in cui si tornasse a un livello verde. Ma per il momento, da domani, questa è la situazione, questi i divieti. Adesso la pubblicità, poi di nuovo in diretta e torniamo alla cronaca. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo da Treviso e dalla cronaca, ripartiamo dall'aggressione all'autista Mom dopo l'ultimo caso di sabato sera a Treviso. Il presidente Giacomo Colladoni infatti ha annunciato in una nota: nei prossimi giorni incontrerò il questore e anche il prefetto ha informato della situazione. Sono eventi che restano isolati e che renderemo sempre più marginali collaborando fattivamente. In tal senso anche la cooperazione dei cittadini può fare molto. Come azienda, continua Colladoni, ci teniamo a sottolineare che abbiamo fatto notevoli sforzi per garantire la sicurezza a bordo grazie a tecnologie come il panic button e la videosorveglianza attivata anche tramite accordi di collaborazione con le forze dell'ordine. Continueremo a lavorare in questa direzione, conclude Colladoni, per salvaguardare sia i nostri lavoratori sia l'utenza che sceglie il trasporto pubblico locale. In questo senso è previsto anche un incontro in questi giorni con questore e prefetto. A Treviso a Paese invece la caccia da parte degli investigatori della banda che ha colpito la villa dell'imprenditore Carraro proprio in Paese. Saranno visionate le telecamere di sorveglianza. Una banda specializzata che ha agito in meno di un'ora. Molto probabilmente i malviventi si erano appostati poco lontano dalla villa che stavano tenendo sotto controllo. Appena l'imprenditore e la moglie sono usciti, sono entrati in azione. Sono entrati dalla parte... Dietro dalla parte del giardino. Hanno scavalcato la rete, questa qua, siamo andati qua, c'è un parcheggio e basta. Non sappiamo, non c'eravamo ovviamente a casa. Hanno forzato la porta a vetro sul retro, poi sono fuggiti con alcuni gioielli. Gli ori affettivi, più che non abbiamo niente di valore noi, quindi alcuni anelli che erano magari di nonni, zii e basta. Non siamo abitudinari, spiega Alessandro, il figlio, quindi erano nei paraggi quando i miei genitori sono usciti. A loro rientro le stanze erano a soqquadro, immediatamente la famiglia ha allertato le forze dell'ordine, sul posto i carabinieri, la casa è abbastanza isolata. Adesso i tuoi hanno pensato di mettere qualcosa di antifurto, qualcosa in più per... Sì, adesso installeremo sicuramente qualcosa di più all'avanguardia per evitare futuri. Un territorio, quello di Paese, dove l'amministrazione comunale ha fatto installare diverse telecamere di videosorveglianza. Abbiamo un po' tutti i varchi su tutte le strade di accesso al nostro territorio e delle videosorveglianze proprio di proprietà della polizia locale. Quindi noi adesso in collaborazione con i carabinieri vaglieremo tutti i filmati. L'appello del sindaco è di allertare subito le forze dell'ordine quando si notano movimenti sospetti nella propria zona. A volte i cittadini lo scrivono solo sui social. L'intervento efficace può essere produttivo e può magari anche dare dei risvolti positivi alle indagini. L'intervento postumo non ha alcun senso, purtroppo capita anche a me. Noi istituzioni, ma soprattutto le forze dell'ordine, non sono su Facebook, sulle piattaforme social H24.
E a volte riscontriamo questi messaggi, ci confrontiamo e non ci sono state nemmeno avvisi o denunce in tal senso. Fondamentale chiamare subito i numeri di emergenza. Per cercare di arginare questo fenomeno è importante la collaborazione di tutti, termina il primo cittadino, ed è caccia alla banda che potrebbe essere responsabile anche di altri colpi. Lasciamo la cronaca, parliamo di formazione di nuovi medici, ci spostiamo a Padova. Stamattina a Padova per l'inaugurazione dell'anno accademico c'era il ministro dell'Università Anna Maria Bernini che ha rassicurato contro lo spettro di tagli ai corsi di laurea in medicina e poi ha parlato anche del numero chiuso. Non abbiamo tagliato nulla, sono numeri provvisori ed è esattamente contro questo metodo che noi abbiamo aperto un tavolo, metodo che non condividiamo, e che abbiamo aperto un tavolo per allargare l'accesso in maniera programmata e sostenibile alla facoltà di medicina. Questo riguarda i numeri provvisori, questi numeri che avete visto riguardano il vecchio sistema. Da adesso in poi, da aprile in poi, noi vogliamo che le cose cambino e i numeri aumentino. I tagli al numero di iscritti alla laurea di medicina non ci saranno, c'è stato un errore di comunicazione. Quelle divulgate dal decreto del Ministero sono cifre provvisorie. Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Padova ha cercato di fare chiarezza sui posti di medicina assegnati all'Ateneo Patavino. 643, ovvero 56 matricolati in meno rispetto all'anno precedente, una notizia che aveva fatto tremare visto che da sempre il presidente della regione Veneto Luca Zaia si batte per eliminare il numero chiuso a medicina. Al lavoro c'è una commissione che entro aprile darà comunicazioni importanti proprio per allargare la platea degli studenti, ha spiegato Bernini, che ha illustrato la strada che il Ministero vuole intraprendere per l'eliminazione del numero chiuso. Il numero chiuso, gliel'ho detto, lo dobbiamo eliminare in maniera ragionevole, anche perché vuol dire che quelli che formeremo adesso diventeranno medici tra 6, 7, 8, 9, 10 anni, quindi se noi li eliminiamo dicendo arriveranno medici domani mattina negli ospedali e nelle ASL, siamo intellettualmente disonesti, diciamo una bugia. Quindi li dobbiamo formare sulla base dei fabbisogni di oggi ma anche di quelli di domani, che non sono necessariamente quelli di oggi. Ai numeri di posti provvisoriamente assegnati alla laurea di medicina di Padova mancano infatti quelli del corso di medicina e chirurgia in lingua inglese chiesti ancora dall'ex rettore Rosario Rizzuto. I test d'ammissione verranno fatti 2 volte l'anno, quindi era necessario per la prima volta anticipare i numeri. I numeri reali verranno divulgati ad aprile. Questi gli auspici del preside della Scuola di Medicina di Padova. Se i numeri che stanno circolando sono veri, ci avvicineremo molto al bisogno regionale che Regione Veneto ha già espresso, che è di 900 studenti da arruolare a medicina e chirurgia. Questo significa che nel giro di qualche anno noi andiamo abbastanza a coprire i bisogni e a garantire quelli che saranno, ripeto, le necessità dei territori. Carenza di medici, carenza anche di personale nel settore del commercio e nella ristorazione, ma anche i lavoratori che chiedono di essere assunti in nero, un fenomeno che è sempre più ampio. Allora il presidente di Ascom Confcommercio Treviso Capraro lancia una riflessione che diventa anche una proposta sulle buste paga e anche sui turni spezzati. Sono troppo pochi i soldi che arrivano in busta paga. Stipendio netto più alto, stipendio lordo più basso, straordinari più retribuiti. Federico Capraro, alla guida dell'Ascom Trevigiana, commenta il caso del collega ristoratore padovano che non riesce a trovare un dipendente part-time perché offre un contratto regolare. Non è isolato, spiega Capraro, è in atto una trasformazione del lavoro che non possiamo più ignorare. Casi come quello padovano, dove candidati si presentano chiedendo di lavorare in nero, ci sono anche a Treviso. Questa è una situazione da risolvere. Non è un problema locale, il tema di Treviso non è diverso da quello di Padova e il tema di Padova non è diverso da quello nazionale. Il reddito di cittadinanza, secondo Capraro, ha prodotto centinaia di lavoratori saltuari. Se c'è la possibilità per qualcuno di rimanere a casa con 800 euro, nasce immediatamente la possibilità per quel qualcuno di recuperare i 400-500 euro che mancano a quello che era come posso dire, l'ideale di una cedolino di busta paga mensile. Serve, aggiunge, ripensare i modelli organizzativi del lavoro nei pubblici esercizi. I lavoratori chiedono tempo per sé e per la famiglia, vanno assecondati. Noi dobbiamo iniziare a considerare delle soluzioni che rispetto al passato impegnino le persone in lavori magari a orario continuato,
in cui ci può essere una parte della giornata, una mezza giornata, libera per il lavoratore che si deve occupare della famiglia, che si deve occupare anche di altre cose. Questa esigenza nel nostro settore, penso soprattutto, come dicevo, al turismo, era meno sentita, ma di fatto oggi è maggiore rispetto al passato. Quindi dobbiamo ascoltarla, dobbiamo capirla e dobbiamo trovarvi delle soluzioni. Questa dunque la riflessione importante di Ascom. A proposito di formazione e alla ricerca poi del lavoro, a Cosmopro, la fiera della bellezza internazionale che si tiene ogni anno a Bologna, ci saranno anche 2 giovanissime studentesse del Brandolini di Oderzo che si sono distinte nelle selezioni. Il progetto è nato da Cosmoprof Camera Italiana e Confartigianato per mettere in evidenza i giovani talenti, e queste 2 ragazzine sono 2 giovani talenti di 15 anni che sono riuscite a passare le varie selezioni prima di arrivare a questo. Cosmoprof, la fiera della bellezza internazionale che si tiene ogni anno a Bologna. Camera Italiana dell'Acconciatura e Confartigianato per mettere in evidenza i giovani talenti da anni effettua le selezioni, ma solo da poco anche le preselezioni. Quest'anno nella scuola Opirtegina Brandolini, con 2 membri di Confartigianato e 3 professionisti del settore, hanno scelto 2 candidate su 3 e sono le più giovani. Ho pensato all'estate, no? Delle ragazze appunto, come ha detto la prof inizialmente, che arrivano a casa dalla spiaggia, si fanno la doccia, passano davanti al salone e vogliono farsi un'acconciatura per una festa in spiaggia. La cliente in questo caso ha voluto realizzare una acconciatura da giorno e poi è venuta a chiedermi una acconciatura da sera, sempre sulla stessa piega. Ragazzi che lavorano molto per raggiungere l'obiettivo e nonostante la fatica a trovare poi la giusta collocazione riescono ad avere le opportunità che li lanciano verso il mondo del lavoro qualitativo. Si fa fatica a trovare personale specializzato, però si trova, non più come una volta, però si trova. In futuro mi piacerebbe lavorare nel salone insieme a mia sorella, con corsi di aggiornamento del nostro settore, dai capelli al make-up, però mi piacerebbe anche andare a frequentare l'Università della Bellezza, approfondendo magari la struttura del capello, la tricologia. Il mio sogno più grande sarebbe lavorare dietro le quinte del cinema, del teatro, delle passerelle. So che è molto difficile, che la strada sarà dura, però sono pronta. Un politico che si pettina bene e che ti piacerebbe pettinare, chi è? Secondo me è Zaia, che non ne ha tanti, però comunque è sempre ben pettinato, ben pettinato. Quindi facile da gestire? Esatto. Sono ancora troppo giovani decisamente per lavorare o per pensare subito a un lavoro, ma oggi hanno fatto visita nella nostra sede di San Biagio di Callalta, la sede di Antenna 3, negli studi e nella redazione, per capire come funziona il lavoro di giornalista e dove viene realizzato e prodotto un telegiornale. Parliamo delle classi quinte della scuola primaria Manzoni di Treviso. Guardiamoli. Passo spedito verso una nuova realtà, quella di un'emittente televisiva con i suoi studi, la regia, la redazione giornalistica. Un'esperienza fuori dal comune, quella che oggi hanno potuto vivere gli alunni di 2 classi, la quinta A e la quinta B della scuola primaria Manzoni di Treviso. Accompagnati dalle insegnanti, i ragazzi hanno potuto toccare con mano una realtà produttiva nuova, il contesto nel quale sono raccolte, elaborate e gestite le notizie. La realtà viene osservata, raccontata e diffusa. La visita arriva a conclusione di un progetto iniziato in classe con le insegnanti di italiano su come si scrive un articolo, dalla scelta degli argomenti alla produzione di un giornale cartaceo. Un giornalista poi è entrato nelle loro classi per raccontare il suo lavoro e infine la visita in loco. Gli studi, le regie, lo studio virtuale, le sale di montaggio. Perché l'apprendimento si nutre di ogni tipo di esperienza, come quella che ha portato oggi i ragazzi nel cuore di una televisione, dentro alle notizie, nel lavoro che quotidianamente Antenna 3 fa con impegno e passione. Chissà che fra qualche anno magari noi ritroviamo uno di questi giovanissimi proprio qui ad Antenna 3. Adesso lasciamo Treviso e andiamo nel Bellunese.
E partiamo con il lutto che ha colpito tutta la provincia per la morte improvvisa di Giovanni Viel, direttore del consorzio CIPA di Confindustria, giornalista e speaker degli eventi sportivi più importanti che hanno dato lustro al bellunese. Commozione e cordoglio tra i vertici delle istituzioni e delle associazioni di categoria, oltre che del mondo dello sport. Aperta parentesi, G puntata, V puntata, chiusa parentesi. Giovanni Viel il suo epitaffio l'aveva stampato nella mente e nel cuore e così lo ricordiamo con il cuore, il nostro, a pezzi e la mente arrovellata alla ricerca di un perché. Giovanni è morto la scorsa notte a 64 anni per un arresto cardiaco. Al suo fianco la moglie Donatella e la figlia Cecilia ed è a loro che vanno il nostro abbraccio e i nostri pensieri di affetto incondizionato. Voce e volto dello sport, appassionato e colto, amava il suo territorio che conosceva come nessuno. Ha dipinto con le sue parole mai fuori posto le imprese più alte raggiunte dai campioni dello sci di fondo, dell'atletica e del podismo. Era un'enciclopedia vivente e addolora, afferma la presidente di Confindustria Lorraine Berton, non poterlo vedere raccontare le Olimpiadi del 2026, il coronamento di una vita vissuta sempre in prima linea con solidi valori e radici. A Confindustria era entrato all'inizio degli anni '80 ed è tra i fondatori del consorzio CIPA, che negli anni diventa punto di riferimento delle imprese per le questioni ambientali. Un'eccellenza bellunese a cui Giovanni affianca l'idea di un'agenda e di un calendario. Da un lato le scadenze tassative per le imprese associate, dall'altro un veicolo di promozione della storia dello sport bellunese che nel giro di pochi anni diventa oggetto di culto. Segretario di Federturismo Veneto e dell'ANEF regionale, Giovanni Viel ha ricevuto numerosi riconoscimenti, dal fair play della Fisi alla stella al merito al lavoro che gli è stata conferita l'anno scorso in prefettura. Un minuto di raccoglimento questa mattina gli è stato dedicato a Villa Doglioni del Massa all'apertura del convegno sui grandi eventi e lo sviluppo a nord-est. Cordoglio dal mondo politico, istituzionale e dello sport. Con la Fisi Veneto in prima fila a ricordare un grande professionista che con generosità e umiltà ha preso per mano tanti di noi e ci ha condotti metaforicamente lontano. Mercoledì pomeriggio a Ponte nelle Alpi l'ultimo saluto, ma per noi resterà per sempre, aperta parentesi, G puntata, V puntata, chiusa parentesi, un monito alla fuggevolezza della vita che Giovanni ci ha insegnato senza risparmiarsi, stando un passo indietro. Grazie Giovanni. L'avete visto, minuto di silenzio per Giovanni Viel a questo importante convegno di Confindustria sui grandi eventi e le infrastrutture, un convegno nel quale sia il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti sia il presidente di Confindustria Veneto Carraro hanno lanciato delle stoccate, Carraro in particolare nei confronti del ministro del turismo Santanchè. Sentiamo. Ho parlato oggi delle 2V e delle 2O, 2V Vaia Vajont, le 2O Olimpiadi 56-2026. Ecco, questa è una provincia che non può più vivere o sopravvivere alle disgrazie o ai grandi eventi. 2V e 2O. La fondo di Lorraine Berton arriva all'apertura del convegno Grandi Eventi e Sviluppo a Nord-Est organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti per ragionare sulle prospettive infrastrutturali inesistenti al momento in montagna. Senza infrastrutture materiali e immateriali la montagna rischia di morire, afferma Berton, che rilancia la necessità di uno sbocco a nord, che chiede alle istituzioni di prendersi cura del territorio sempre, non solo nell'emergenza e nell'eccezionalità. Abbiamo bisogno di più, di investire nella quotidianità, perché se così fosse stato a caso non avremmo bisogno degli eventi. Ben vengano, ma sarebbero un più, non una necessità. Di lavorare con serietà e senso delle necessità parla anche il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, a cui non sono andate giù per niente le affermazioni della ministra Daniela Santanchè sull'opportunità di riaprire l'aeroporto di Fiames a Cortina. Tantissimo, perché è fatta da estemporanea, probabilmente un giorno ci verrà, ma ci vogliono delle priorità e oggi secondo me non è la prima priorità. E le priorità per la montagna bellunese sono le infrastrutture viarie. Le Olimpiadi sono un'opportunità, ma il tempo scorre, i giochi sono un mezzo e non un fine, incalza Lorraine Berton. Le risponde Elisabetta Pellegrini, responsabile della struttura tecnica di missione governativa. La prospettiva è che sicuramente quelle che erano programmate per il 21 saranno completate, perché quelle sono già andate in gara e quindi adesso aspettiamo l'aggiudicazione. Sono le 3 varianti di TAI, San Vito e Valle.
Per le varianti di Longarone e Cortina i tempi andranno oltre le Olimpiadi. Pellegrini ha parlato del 2028 e ha invitato tutti a seguire l'avanzamento dei lavori consultando il sito simico.it che elenca opere da attuare, indifferibili e essenziali. Attenzione anche alla mobilità ferroviaria. Quando vado a Roma faccio sempre un passaggio da Rete Ferroviaria Italiana per sollecitare affinché, ma non solo il bellunese, cioè tutta l'infrastruttura ferroviaria deve essere mantenuta e sottoposta alle corrette manutenzioni. Io confido insomma che anche su questo riusciremo ad alzare un po' la... Ed è davvero tutto per questa edizione, vi lascio allora le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone di San Valentino sull'Italia. Porterà sole e clima mite, ma anche qualche nebbia sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 14 febbraio. Sul Veneto ci attende l'ennesima giornata con una totale stabilità atmosferica. Foschie sparse a locali andranno dalla costa alla pedemontana, ma saranno in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Soleggiato altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve rialzo, minime tra -1 e 2 gradi, massime invece tra i 10 e i 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà limpido, al massimo con qualche locale addensamento. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata di sole, il cielo sarà sereno e con ottima visibilità. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.